La lapide, lo cippo e questo quadro che stiamo vedendo sono stati donati dall'Accademia Michelangelo e è arrivato anche un plauso ufficiale da parte della Questura. L'Accademia di Belle Arti è un istituto universitario che deve essere al servizio della città, della provincia, del territorio. Infatti le nostre attività non si fermano solo alla provincia di Agrigento, ma anche in altre province siciliane e anche altre province italiane. Questo che è stato realizzato, il cippo, questo stemma della Questura e la lapide di intitolazione di questo palazzo, sono potute fare con un gruppo di allievi che hanno lavorato su questo, ma sono stati coordinati dal professore Domenico Boscia, che è docente di scultura all'Accademia e che lo stiamo sacrificando a tante iniziative artistiche e culturali a beneficio della comunità agrigentina e non solo agrigentina. Un'accademia sempre presente al passo coi tempi, l'abbiamo visto anche con la donazione dei vasi per il viale. Sì, ma l'Accademia, ripeto, è un istituto universitario che molti agrigentini non sanno che è di questa portata, come tutte le scuole, dalle scuole dei bambini, materne all'università, devono formare i ragazzi ad avere rispetto intanto per le istituzioni e poi per quegli uomini, per quegli eroi che sicuramente non per loro per volere, ma perché si trovano a fare un servizio particolare e addirittura sono costretti a sacrificare la propria vita. Io quando i ragazzi nelle varie manifestazioni sono presenti all'inno di Mameli, all'inno d'Italia, personalmente devo dire che ho un'emozione particolare. Io ricordo quando ero militare a Milano al Teatro alla Scala, quando io andavo a vedere qualche cosa da militare al Teatro alla Scala, mi emozionavo a vedere persone anziane, persone che avevano vissuto tutto quello che c'era di orribile nella seconda guerra mondiale, presenti all'inno di Mameli che cadevano in lacrime. È questo che dobbiamo noi portare all'attenzione dei ragazzi da piccoli fino ai maggiori livelli universitari, quello di considerare i sacrari, di considerare le lapidi, di considerare tutto quello che c'è in ricordo, in ricordo di quanti hanno speso la loro vita proprio per salvaguardare la sicurezza e la serenità degli italiani, che non sono delle cose inanimate, delle pietre o dei massi, ma sono delle persone che hanno vissuto, che avevano i loro affetti, avevano i loro familiari, figli e che anche spesso da giovani hanno sacrificato per questi motivi la loro vita.